ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Segno dei tempi. Tanto Radio Libertà, che giorno è? Allora, Francesco è giovane, cosa sei, un millennial? Non so adesso. E sorrideva quando ha sentito rilevamenti demoscopici. Ah beh, ha ragione. Però io sono così antico, Francesco, che quando cominciai a seguire i primi esiti, le prime votazioni, quando sono entrato nei primi anni '80, sono entrato nell'età del voto, si chiamavano i rilevamenti demoscopici. Per quello, cioè, non me lo sono diciamo, i convenevoli formulaici non me lo sono inventato, ma l'accostamento me lo sono inventato, ma formulaici esiste ed è una forma di espressione, la ritroviamo, diciamo che la si trova nei manuali di letteratura. Invece i rilevamenti demoscopici è un'antica reminiscenza della mia giovinezza, e se c'è qualcuno che si ricorda diversamente me lo dica. Io mi ricordo il primo rilevamento demoscopico ed era alla SVG di Trieste quella volta, proprio, forse era l'unica, e tra l'altro ci azzeccavano, non sbagliavano mai. E c'era anche uno spoglio più veloce di quello che vediamo da un po' di anni a sta parte. Allora, ho appena nominato la signora ho nominato i convenevoli formulaici, e tra di loro c'è anche la signora Clotilde, che è una citazione metatelevisiva che nessuno coglie. Ecco qua, predicare nel deserto. Allora, intanto comunque alla signora Clotilde, insieme alla signora Adriana Angela e alla signora Carmela, rivolgo il mio personalissimo abbraccio stretto. Loro ci seguono, ma ci seguiscono alla pellegrina dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi segue Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Potete seguirci naturalmente tramite la Radio DAB, che ormai è ovunque, poi il sito radiolibertà.net, poi il profilo Facebook, attraverso il quale potete orientarvi tra le nostre trasmissioni. Io ve lo dico sempre, metto un'ampia sintesi, quindi tutte le persone, le donne e gli uomini di buona volontà che vogliono seguire questa trasmissione hanno a disposizione la sintesi, e quindi poi, se saranno interessati, potranno seguire o in diretta o in differita o in podcast le offerte, le interviste di Che giorno è? No, scusate, di Oltre la pagina. Se volete anche Che giorno è, ma quello non lo metto, di la verità, non lo anticipo, perché un po' si improvvisa, è anche un po' una scuola di improvvisazione. Allora, dicevo, adesso Twitch e social di ultima generazione c'è anche. E allora adesso vi anticipo la scaletta del Oltre la pagina. Vi ricordo anche che i numeri sono liberi, chi volesse intervenire 0292 94 7222, e volendo anche via WhatsApp, non vi ricordo il numero, quello, ma se ce l'avete, insomma, potete intervenire. Andiamo alle 13.35, andiamo a parlare con il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, che ha pubblicato, è il 26esimo anno, probabilmente uno degli studi è lo studio più autorevole che esista
la fotografia sulle città italiane, in questo caso le province, e ai primi 10 posti la classifica per benessere, per qualità della vita, chiedo scusa, qualità della vita, perché poi benessere magari è altro. Proprio oggi sul filo di nota, che di solito non è firmato, ma di solito è Piero Luigi Magnaschi, spiegava che al sud se la sono un po' presa perché sono ultime al sud delle città. Dico, al sud magari ci sono altri parametri, come lo stare insieme alla famiglia, agli amici, eccetera, che però non possono venire conteggiati. Tra l'altro in questa analisi vengono prese in considerazione 9 sfere di analisi, quindi affari e lavoro, ambiente, istruzione, formazione, popolazione, reati, sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, la salute, il turismo, intrattenimento e cultura. Poi 15 sottodimensioni e 93 indicatori di base. Le prime città è Milano. Noi ci lamentiamo tanto di Sala, ma evidentemente una volta mi disse un vecchio leghista, guarda che Milano, lui non era vecchio, ma era antico di militanza, era più giovane di me, ma più antico di me come militanza, mi dice, guarda Pelle, che Milano si governa da sola, non ha bisogno di particolari amministrazioni. Comunque Milano prima, naturalmente Bolzano, che era prima l'anno scorso, poi Monza, quindi siamo territorio positivo. Bologna, e anche lì tutti a criticare l'Epore, noi qui, io, eppure Trento, e lì abbiamo la Lega. E poi abbiamo Padova, Verona, Pordenone addirittura, insomma comunque cascavo bene, perché volevo scappare via dal Pordenone, volevo venire a vivere a Milano, in un certo periodo mi sarebbe piaciuto andare a vivere a Bologna, quindi sarei cascato bene. Ce n'è solo una tra le prime 10 città del centro, che è Firenze. Verona, la nuova entrata, era la 16ª. 40 delle prime posizioni sono tutte province del nord. La prima provincia del sud è Teramo, Abruzzo, in 57ª posizione. Imperia è il fanalino di coda del nord, 73esima. Ultima provincia del centro Italia, Rieti, 81esima, si va da 1 a 107. Le ultime 26 posizioni, da 82 a 107, sono tutte occupate da province meridionali. Le grandi città, Milano, poi Torino 23esimo, la tua Roma, Francesco, 24esimo posto, Genova 43esimo, Bari 71esimo, ho messo anche Bari io, Bari e Palermo 71esimo, Napoli 95esima, Palermo 100esima. Ci sono, c'è la differenziazione tra, diciamo, nord-ovest, nord-est, sud, mezzogiorno e centro. Allora, qui ci dice che questa analisi ci dice che in 26 province del nord, 8 al nord-ovest e 18 al nord-est, la vita è buona, 4 il centro, nessuna nel mezzogiorno. E mentre la vita è insufficiente in nessuna provincia settentrionale e del centro, 22 del mezzogiorno e isole. Un'altra, ne parleremo con Marino Longoni, perché anche questa è un'analisi interessante, stanno crescendo, stanno avendo sempre più input, non è il termine perfetto, ma va bene così, ci siamo capiti, le città metropolitane. Ma c'è un motivo preciso, perché il PIL si misura dai servizi ormai, e soprattutto dopo il Covid queste città sono cresciute proprio per una questione di servizi e anche di altri fattori che analizzeremo con Marino Longoni. Un punto che mi dà da pensare però è questo: cresce la qualità della vita nelle città metropolitane, cioè quelle più affollate, però noi sappiamo tutti che la vita è sempre più cara nelle città metropolitane. Milano in primis, ma anche è sempre stato che la città fosse più cara della provincia. L'unica eccezione era Pordenone, che è un piccolo centro carissimo, sempre stato carissimo, ma per il resto, insomma, la grande città è più cara. E quindi che prospetto è? Delle grandi città per i ricchi, i servi della gleba, noi servi della gleba fuori dalle grandi, come un po' una situazione un po' medievale, se vogliamo, un po' da medioevo. Poi ci sono delle considerazioni curiose.
perché pensate, Enna, Sicilia, 97esima in classifica generale, quindi veramente in coda, e prima in intrattenimento, turismo e cultura. 97esima generale, prima per intrattenimento, turismo e cultura. Per i reati, nelle prime 10, per reati e sicurezza, nei primi 10 posti ci sono 3 del nord, 1 del centro, 6 del sud. Negli ultimi 10, cioè i peggiori, cioè 6 città del sud sono più sicure, sono nei primi 10 posti, negli ultimi 10 6 sono del nord, 3 del centro e 1 del sud. Quindi qualità della vita sì, ma meno sicurezza, sembra dire questa classifica. Ce n'è solo una del sud ed è Foggia, 98esimo posto. Per il sistema salute, prima Isernia, che è 80esima nella classifica generale. E per la salute, delle prime 10, 5 sono del sud, 2 del centro, 3 del settentrione. Quindi anche qui un luogo comune, la sanità al sud sembra, perlomeno nella sua distribuzione provinciale, sembra funzionare meglio. E il coordinatore di questa indagine è Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche dell'Università La Sapienza di Roma. Davvero molto interessante. Italia Oggi 7, settimanale, e lo trovate fino a lunedì in edicola, quindi se volete vedere dov'è la vostra città, se volete, perché ci sono tante tabelle, perché io ho preso in considerazione quelle, diciamo, la sicurezza, quella generale ovviamente, la sicurezza, la salute, ma ce ne sono anche altre che si occupano appunto, che classificano le province italiane. Quindi se siete curiosi, o anche semplicemente se volete avere una fotografia dello stato in cui viviamo, cioè lo stato nel senso di nazione in cui viviamo. Poi avremo invece, scusate, 14:35 Marino Longoni, prima avremo invece, questo è più brutta come prospetto, soprattutto se avete un'azienda, perché sta per arrivare la transizione ecologica, ma non a bordo della green car, quella viene dopo. Prima viene un moloch burocratico mostruoso, perché secondo le normative ESG che vengono direttamente da Bruxelles sulla sostenibilità, bisognerà realizzare 12 costosi principi di rendicontazione per produrre dati su quello che è sul rapporto tra azienda e cambiamento climatico, inquinamento, risorse idriche, economia circolare, biodiversità, chi ne ha più ne metta. È un provvedimento che interesserà 4.000 grosse aziende, 36.000 in intera Europa. È un provvedimento costoso, complicato, rischia di rallentare la produzione, rischia molte cose. È un provvedimento che è caldeggiato, è una conseguenza del Green Deal, tant'è che viene spinto dalla BCE, che è un po' diventato il braccio armato del Green Deal, della spinta verde che viene dall'Europa. Pensate che invece negli Stati Uniti già ad aprile, quando Joe Biden era presidente, ma era presidente anche dal 2024 al 2028, secondo i ben informati, il presidente della Fed, Jerome Powell, aveva detto che non siamo né cerchiamo di essere policy maker del clima, cioè lui parlava a nome della banca, la Fed, la banca centrale americana degli Stati Uniti, ha detto: noi non siamo la polizia del clima. Una risposta mi sembra chiara, che tutto sommato forse lui sapeva già chi avrebbe vinto. Sta di fatto che quello è, a me sembra anche una posizione ragionevole, perché chi si occupa di soldi, di economia, è quello che deve guardare, è quello che deve funzionare, perché sai che bello morire di fame, morire di inedia, morire di miseria. Ah, ma sai, c'è l'aria pulita. A parte che non può essere così, perché l'Europa è un nono del pianeta, mi sembra, come emissioni nocive, un nono. Quindi se anche l'Europa diventasse super come la vogliono quelli di ultima generazione, eccetera,
È chiaro, questi sono ragionamenti già fatti, sono tautologie, sono pleonasmi da parte mia, ma tutto sommato ripetere non è mai del tutto sbagliato, e quindi in ogni caso non arriverà mai che oh che bello abbiamo l'aria pulita. Questo non arriverà mai, perché se inquinano, se continuano a inquinare, se smettono anche gli altri, sì. Ma intanto, per arrivarci, se ci arriviamo, perché il PIL non produce, i soldi cominciano a mancare, vengono meno i soldi per curarci, vengono meno, perché le cure non sono solo quelle che riguardano noi che cominciamo ad avere una certa età, le malattie patologiche. Dai 62 anni in poi, io il prossimo anno ci entro, abbiamo per l'organismo, per l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dai 62 anni statisticamente iniziano i malanni cronici, ma anche prima siamo curati. Volete mettere, per esempio, ci sono anche a livello di puericultura, ci sono molta più attenzione rispetto ai bambini che nascono negli ultimi 20-30 anni. Ci sono tanti aspetti che hanno migliorato. Francesco è uno più di 1,90 ed è come tanti altri, cioè è più alto di me che sono 1,88. Ai miei tempi io ero più alto, quindi c'è proprio un miglioramento. Perché? Perché c'è stato un miglioramento economico. Se peggioriamo economicamente non viviamo più fino a 78, 80, 85 anni, ma ci moriamo prima e magari moriamo anche male. È un ragionamento banale, scontato, ma che forse va ricordato a questi signori. Adesso andiamo invece con i genetriaci. Ricorrenze e commemorazioni del 30° giorno di Brumaio, che corrisponde a un mercoledì miarquis 20 di novembre, anno domini 2024, che dir si voglia. Allora, il 20, questa è bella, questa pensate, la sapevo perché credo di averla trovata addirittura in terza media, in seconda media, nell'antologia di Epica. Avevamo un'antologia che era il mio libro preferito, pesava 27 kg, ma era fantastico, c'era tutta l'epica dei vari periodi storici e nazioni, c'era anche quella orientale, era meraviglioso. E se non sbaglio lì ho trovato nel 1820 una balena attacca la Essex, una baleniera di Nantucket, Massachusetts, a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America. A quanto pare Moby Dick si ispirò proprio a quel fatto, a quella vicenda. Questo, io lo so, siete tutti pragmatici e prosaici, e a me cosa viene in tasca, diranno molti di voi, e invece a me sono quelle cose che mi gratificano. Allora, anche se poi se le metto in mezzo al toast, se mangio solo pane non faccio il toast, prosciutto e formaggio. Annibale Ninchi, che è il capostipite, lui è felsineo, anche se Ave Ninchi, credo che quelli che i boomer se la ricordano, un personaggio celeberrimo del cinema, della televisione. Era stata lei negli anni 70 a varare, inaugurare con Veronelli, Gianluigi si chiamava, sì, Veronelli, era a tavola alle 7 mi sembra, o alle 12, credo fosse mezzogiorno di domenica, le trasmissioni dove si parlava di cucina, ed aveva un buon successo, anche perché Aveninchi era strepitosa, era straordinaria, anche come attrice era bravissima, e proprio lei era, se non sbaglio, figlia di, comunque apparteneva a questa stirpe di attori. Tra l'altro Annibale Ninchi, nato a Bologna da papà militare marchigiano. Poi abbiamo il direttore della fotografia Tonino Delli Colli, che è stato direttore di film come O Sole Mio, La vita è bella, quindi film Oscar, e anche film che hanno segnato la tradizione cinematografica italiana, da Uccellacci e Uccellini a Pasolini, Il buono, il brutto, cattivo, C'era una volta in America di Sergio Leone. E poi abbiamo Manlio Scopigno, che è stato un allenatore di calcio. Lui era carnico, Chiarniel di nascita, ma era la famiglia non era in Canada, comunque poi è cresciuto a Rieti,
è il leggendario allenatore del leggendario Cagliari che vinse lo scudetto nel 1970. Ci sono un'infinità di aneddoti che lo riguardano. Una delle tue tante frasi citate: nel calcio la cosa più pulita è il pallone, quando non piove. Poi ce ne sono. Gigi Riva era un fumatore super accanito. L'unica cosa forse sbagliata, io sono un fumatore quindi posso permettermi di dirlo, l'unica cosa sbagliata di Gigi Riva era che fumava, e se no grazie, sarebbe stato perfetto, e quindi la perfezione non è simpatica. Invece lui era assolutamente una persona, non dico simpatica, una persona che ispirava tantissimo. E tutto quelli del Cagliari fumavano, stiamo parlando fine anni 60, primi anni 70, c'era un clima diverso da quello che si è instaurato già a cominciare dagli anni 90 successivamente. Loro erano nella camera non so di chi, in 5-6 quello che erano, giocavano a carte e fumavano. Entra Scopigno, c'è praticamente un muro di fumo che si taglia col coltello, si siede, tira fuori una sigaretta, qualcuno ad accendere. Altri tempi. E poi vincevano lo scudetto. Abbiamo sta facendo parlare un suo discendente, uno che appartiene alla stirpe, Robert Kennedy, fratello di JFK, anche lui morto assassinato nel 68. Era ormai destinato per popolarità a diventare lui, come era stato per suo fratello, presidente degli Stati Uniti. Fu ucciso nel 1968. Allora, ufficialmente, però, quando di mezzo ci sono, insomma, lì si è parlato FBI, si è parlato di tante cose, qualcuno parlò anche dei Black Muslims, quelli che uccisero Martin Luther King, e ufficialmente è stato assassinato da un giordano che lo accusava, che ce l'aveva con lui per il sostegno che aveva dato a Israele nella guerra dei 6 giorni. E quindi pensate, disse una frase com'era, non nel mio giardino, in NIMBY, not in my garden, no, come in back qualcosa. Un quinto delle persone in ogni momento sono contro ogni cosa. Ecco, diciamo, rispetto a quando lo diceva lui una sessantina d'anni fa circa, un po' meno, è morto nel 68, 56 anni fa, è aumentato la cifra, sono probabilmente più di un quinto. Le 13. Allora, sai cosa facciamo? Oggi pensavo piovesse, perché stanotte avevo visto umido io lo chiamo il terrazzino al balcone, invece c'è il sole. Siccome Tonino Deli Colli è stato anche direttore della fotografia di un film che si intitola O Sole Mio, se mi cerchi, do il benvenuto a Lorenzo il Magnifico, sulla torre di comando e regia tecnica. Mettiamo per mezzogiorno, adesso no, per adesso sono le 13, O Sole Mio. Dovresti trovarlo perché è abbastanza. Ma c'è anche Caruso, però forse c'è la versione di Caruso del 21, però beh, tappatevi le orecchie perché se le spacca. Caruso è una cosa, fa paura.
E- eccoci, siamo in diretta. Stefano del Brembo che scrive su WhatsApp, sono aperte anche le linee 0292947222 e mi dice se ascoltiamo eravamo 4 amici al bar, poi 38, siamo quasi in 52. Ah, siete in 52, mi emoziono. Davvero. Io immagino che non mi ascolti nessuno, così sono più sereno, no? Questo è. Beh, c'è qualcosa come dire, di schizofrenico. Immagino che la radio sia molto ascoltata, ma non quando ci sono io. Dal primo giorno, perché altrimenti mi blocco. Allora, e qualcuno dirà, guarda che è proprio così. Vabbè, e quindi sono preparato. Allora, dicevo, Stefano, non mi toccare Pordenone perché ho bevuto il primo bicchiere di vino della mia vita esattamente a Magnago del Friuli. Era un Good di Tokai con meraviglia di Maria Luisa, non si dice il cognome, ai 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 ai, va bene, va benissimo. Il Tokai, che brutta fine che ha fatto, perché era un classico vino bianco dello friulano, adesso è diventato friulano, infatti mi sembra, l'Ungheria, e questa ve la conto perché ero lì, ero detto stampa dell'assessorato all'agricoltura in quegli anni. La Lega subito pronta a difendere il territorio, quindi missione in Ungheria, a Bruxelles, confronti, dibattiti, dichiarazioni di fuego, e lo dico prima persona plurale di noi leghisti, nel senso che io facevo i comunicati stampa, quindi tante volte le scrivevo io, ma convinti anche, e guardate come ti segna il tempo, come cambia. Cioè eravamo veramente convinti di essere nel giusto, di essere anche un po' paladini, perché chi è friulano sa, il Tokai è il Merlot è rosso, di lì non si esce. E bam 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 bam, alla fine sapete cosa è successo? Che sono arrivati dall'Europa un pacco di soldi e sapete cosa hanno fatto i viticoltori? Va bene, facciamo, lo chiamiamo friulano e siamo contenti così. Per fortuna che non ho mai fatto il politico, perché altrimenti avrei mollato. Per carità hanno fatto i loro interessi gli agricoltori, però perché oltre a essere un vino tradizionale, mi fa piacere che Stefano l'abbia bevuto, eh, fu diciamo, mi permetto di dire, scippato dall'Ungheria, perché il loro Tokai era tutt'altro vino, non c'entrava niente, era una specie come si chiama, un vino marsalato, no? Il Tokai è asciutto, tra l'altro se prendi il Tokai del Coglio poi quello è un gran vino, quello di Pordenone dipende dalle cantine, quello del Coglio è sontuoso, e come tutti i vini bianchi, come diceva Veronelli, i bianchi migliori del mondo, per lui diceva, è un mio giudizio, i rossi del Piemonte e i bianchi del Coglio, con grande rispetto dei rossi della Toscana e i rossi francesi, che forse erano anche migliori secondo Veronelli, però per lui gusto personale. E quindi non c'entrava niente, era qualcosa che venne dato l'Ungheria, che faceva parte dei paesi PEC ex comunisti, che quindi dovevano essere blanditi e accarezzati per il verso del pelo. Vabbè, memorie che fanno parte che giorno è. Poi abbiamo Don De Lillo. Si trova nostalgia per un luogo anche quando non ci si sta, anche quando ci si sta. Questo è bellissimo. Si prova nostalgia per un luogo anche quando ci si sta. Fantastico. Di origine molisana, però lui è statunitense ovviamente, molto famoso, perché alla fine è collegato, o sembra solo che lo sia, o sembra che lo sia solo perché lo è. Mamma mia. Adesso prova a cercare se c'è qualche contributo musicale, facciamo un omaggio anche agli amici felsinei che sono arrivati, mi sembra, terzi o quarti nella classifica delle città, delle province dove si vive meglio, con maggiore qualità della vita. Dino Sarti era comico, cantante, cabarettista, molto popolare. Io mi ricordo che era amato lui è morto nel 2007 e mi ricordo
in quegli anni c'era qualche ascoltatore che lo sollecitava che lo mandassimo in onda, se lo ricordava, lo vedeva un po'. Se dico uno dei nostri, non sto dicendo dal punto di vista politico, ma nel senso espressione identitaria, espressione popolana, usava il dialetto. Hai trovato qualcosa? Adesso proviamo a sentirlo, perché sono tantissimi anni che non lo sento neanch'io, a dire il vero. E da un cabarettista, qui non era in idioma felsino, ma era molto gradevole, no? Era lui comunque, per come me lo ricordavo. Spometi era il suo personaggio, l'impomatato, il damerino di città. E poi da un cabarettista, no dai, questa è un po' telefonata, non è molto elegante da parte mia, da un cabarettista all'altro, da Dino Sarti a Joe Biden, che oggi compie gli anni. Forse non sarà il miglior compleanno della sua esistenza, lo era sicuramente 4 anni fa. Lui stesso però, lui stesso ha detto, l'ho scoperto, mi era sfuggita, I am a gaff machine. Sono uno sparafiguracci di radici irlandesi. E adesso passiamo, e questa è una cosa che io è un grande, ma ho sempre detestato Sergio Leone, è un grande, ma l'ho sempre detestato, e anche abbastanza Morricone, però noblesse oblige, e ci sentiamo. Allora, una tra C'era una volta in America, il buono, il brutto e il cattivo, poi magari ci sentiamo entrambe, ma intanto sentiamo cosa C'era una volta in America.
Grazie a Lorenzo. Ecco qua, faccio violenza a me stesso pur di accontentare. Siete in tanti che amano Morricone, chiamate Morricone e Sergio Leone. In realtà è dovuto al genetriaco di Tonino Delli Colli, che è stato direttore della fotografia, uno dei più importanti a livello mondiale, anche di questi film. Poi tra poco spariamo subito il buono, il brutto e il cattivo, lo spariamo subito subito. Dicevo, c'era una volta in America e c'è adesso in Italia. Perché Lorenzo, ed è bello che sia così, perché mi ha fatto una domanda un po' ingenua, ma è bello avere a poco più che 20 anni un pochino di ingenuità, c'è tutto il tempo di corrompersi, c'è anche tutto il tempo per deludere gli altri. Quando conosci una persona che ti piace, ricordati che ha tutta la vita davanti per deluderti. Questa è una mia massima. Allora, non so per quale motivo si parlava dello sciopero, perché Lorenzo si muove coi mezzi anche qui a Milano. Posso dirlo, no? Non è e allora ho detto: "Mi raccomando, venerdì prossimo, non dopodomani, il 29", ho detto: "Guarda che il 29", io un po' sono vecchio, quindi un po' di sentimento paterno, quindi ho detto: "Mi raccomando, il 29 guarda che non ci sono i mezzi, c'è lo sciopero, tranne i treni scioperano tutti". E lui ingenuo mi fa: "Ma che giorno è?" Io: "Che giorno è il 29?" "Ma qualche giorno vuoi che sia il giorno dello sciopero? È chiaro che è venerdì". E allora gli dicevo che, guardavo a tempo fa un dibattito televisivo, non mi ricordo se era uno del PD o un sindacalista che ci pigliava per il culo, per il mulo se preferite. Perché e poi cos'è questo, perché, Salvini credo proprio aveva fatto osservava chissà come mai scioperano sempre di venerdì. E come si fa a dire questo, una cosa del genere? Perché credo proprio fosse rivolto: "Caro Salvini, si ricordi nei trasporti pubblici si lavora anche sabato e domenica". Io ho detto: "Non pigliarmi per il culo, non pigliarmi per il culo". Metropolitana, autobus, sabato e domenica, soprattutto la domenica poi hanno orario ridotto.
Quindi vuol dire che ci sono meno persone che lavorano il sabato e la domenica. Quindi vuol dire che con lo sciopero del venerdì in tanti faranno ponte lungo venerdì, sabato e domenica. Non prendeteci per scemi. Una cosa, quando uno ti tira scemo mi fa diventare, mi fa andare ai matti, come dicono qui a Milano. E non so come mai, forse perché aspetta, perché Joe Biden, sinistra americana, che era tutta lì che aspettava Kamala Harris, poverina, adesso credo che diranno che le puzzava anche l'alito, perché proprio c'era sul Corriere della Sera, ogni prima pagina, il libro, no? In parte la pubblicità del libro, non so se era tendenza Kamala, una cosa del genere, lei sempre che rideva. A quella dell'Umbria a ridere è andato bene invece. Vabbè, andiamo avanti così. E quindi probabilmente ho fatto associazioni di comportamenti di sinistra. Ehm, Angela Finocchiaro, che è un'attrice, famiglia di origine siciliana, lei è milanese puro sangue, comunque bravissima, bravissima. Lì ogni tanto metto, io non sono femminista, ma metto orecchio. Forse il fatto di essere una donna un pochino, perché ed è tanto brava, sa districarsi in ruoli drammatici, comici, disinvolta, spiritosa. Me la ricordo anche in Rapput. Eh, Porca miseria, sai cosa facciamo? Non si dice orca miseria in radio, porca miseria. Orca miseria, non si dice orca miseria in radio, orca miseria. Allora, me lo metti Rapput, così festeggiamo Rapput di Claudio Bisio, perché a un certo punto no, 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 come non detto, perché c'è una, non nella versione ufficiale, c'è una, siccome no, in una delle versioni, ma non so dirti quale. In alcune lui, in quel disco, Claudio Bisio fece tante diverse versioni di Rapput, ce n'è anche una unplugged e ce n'è una dove cambia qualcosa e entra in gioco anche Finocchiaro, Angela Finocchiaro, però non è quella ufficiale, quindi se non so adesso di preciso. Sì. Abbiamo mandato, scusa, mi ero distratto, c'erano oltre sì, buono al butto il cattivo. Allora, mandiamo quello intanto.
E fammo i sondaggetti, fammo sti sondaggetti. Ua, 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 ua. Allora, fammi chiudere i genetriaci, perché parliamo di Mary Catherine Collins, in arte Bo Derek, perché era il cognome del marito regista, che era regista anche di 10, un film del 1980. Lei era anche sulla copertina di Playboy, una bellissima donna, attrice bionda. E poi vi faremo sentire un bolero, primo perché io il bolero lo potrei sentirlo anche 10 volte al giorno, e poi perché lei è stata anche addirittura credo produttrice di Bolero Ecstasy, un film che fu un flop, però non è stata proprio un'attrice memorabile, ancora viva, per carità. Andiamo, quindi sapete cos'è? Chiudiamo con i genetriaci, poi per celebrare Tonino Deli Colli, c'era una volta il West, anche lo ha trovato Lorenzo, e poi per celebrare Tonino Deli Colli sempre La vita è bella, e poi per celebrare Angela Finocchiaro Le pinne con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro. E andiamo ai sondaggetti, o se preferite i rilevamenti demoscopici, che faceva sorridere Francesco, e ho spiegato a Francesco Lorenzo che immagino faccia sorridere, ma pensa a te che le prime, sto parlando di 40 erotti anni fa, le prime volte che ragazzino comincio a seguire gli esiti degli elettorali, si chiamavano i rilevamenti demoscopici, erano i sondaggi, c'era solo l'SVG, c'era solo la RAI e l'SVG da Trieste, i rilevamenti demoscopici della SVG. Adesso fa sorridere, ma quella volta, mamma mia, ancora paura, ma non andavo con la carrozza e i cavalli, ecco, cioè avevamo già smesso di andare con la carrozza e i cavalli, anche se sono andato da bambino qualche volta sul carro con la mussa, con l'asina, trainato dall'asina in mezzo ai campi. Istat e Forum Terzo Settore, la collaborazione tra due enti per accrescere nel terzo settore le competenze nella corretta lettura, interpretazione e uso delle statistiche sia per cittadini, imprese e istituzioni. Quindi c'è un forum tra terzo settore e Istat nella formazione per l'uso consapevole dei dati, lo rende noto l'Istat. Mentre chiudiamo e andiamo al sondaggetto. Ma guarda qua, ma guarda la sincronicità junghiana, che allora, giustamente Jung io l'ho scoperto un po' tardi, dopo i 40 anni, è vale la pena, psicanalisi, studioso, eccetera, è un gigante. Dopo, per fare i fighi, si usa la sincronicità junghiana. Tanto addirittura negli anni '80 Sting, o forse i Police stessi, mi sembra, pubblicarono un album che si chiamava Synchronicity, e dove veniva spiegato. Allora, prima di loro e prima che qualcuno facesse andare Jung di moda, come si merita, non è una moda Jung, è qualcosa che resta, si diceva lupus in favola. Si nomina il diavolo e ne spunta la coda, molto semplicemente. Abbiamo nominato l'SVG e questo è un sondaggio SVG, commissionato, committente la 7, quindi committente di sinistra, anche se Urbano Cairo, il padrone della 7, è un allievo di Berlusconi. E l'Italia è un paese un po' così. Fratelli d'Italia 29,6, PD 22,1, 5 Stelle 11,2, Lega 9, Forza Italia 8,9, Verdi e Sinistra 6,9. E il sondaggetto o rilevamento demoscopico si ferma qui. Allora, per arrivare alle 13:30, vediamo se riesco a essere puntuale per una volta. Leggiamo l'apertura dell'ANSA.
quindicenne si impicca, modalità del suicidio anomale. Secondo quanto emerge dall'autopsia, aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell'altalena. La ragazzina trovata impiccata a un albero nel giardino a Piazza Armerina in provincia di Enna. Notizia davvero terribile. E poi geopolitica, Putin aperto discute non cessato il fuoco con Trump. Ci fermiamo alle 13.35 con Giuseppe Liturri per analizzare l'ondata burocratica che sta arrivando. La legge Scusate, la legge è già stata votata il 15 settembre, quindi il 6 settembre, quindi sta già diventando operativa. Tra 5-6 minuti con Giuseppe Liturri. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net. Ecco, sempre in diretta a Radio Libertà, tra poco inizia Oltre la pagina e abbiamo subito però un primo intervento da parte di voi ascoltatori. Abbiamo un'ascoltatrice in linea, la parola chi ce l'ha? Buongiorno signor Pellegrini Zetta, volevo parlare della COP29, cioè dell'idea, non so se ha sentito parlare di Giacomo Ciamician, che è ancora attuale, cioè il sole è il futuro. Perché la civiltà moderna, signor Pellegrini, secondo me è figlia del carbon fossile. Questo offre all'umanità l'energia solare nella forma più concentrata, ma i giacimenti, sempre secondo me, di carbon fossile non sono inesauribili.
Allora, sostituendo combustibili fossili a carbon fossile, il ragionamento di Chamichang è ancora oggi di grande attualità. La COP29 si terrà in Azerbaijan dall'11 al 22 novembre, perciò è ancora in corso. L'obiettivo è Roadmap Mission 1,5 gradi, prendere decisioni perché il riscaldamento globale è fuori rotta. Ma il compito, signor Pellegrini, che ci aspetta, secondo me è troppo importante per essere disatteso. Io la saluto e buona giornata. Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci allora, oltre la pagina che inizia, come vi ho detto, entrando nel merito, è una notizia che di cui vengo a conoscenza grazie alla Verità e grazie a Giuseppe Liturri. Questa ondata, questo tsunami, lo chiama lui, burocratico, che coinvolgerà 4.000 importanti aziende italiane, 36.000 nell'intera Europa. L'assurdo anche è che queste procedure che verranno richieste, si tratta di 12 costosi principi di rendicontazione, pensate, per avere dati su cambiamenti del rapporto tra la propria azienda, il cambiamento climatico, l'inquinamento, le risorse idriche, l'economia circolare, le biodiversità, gli ecosistemi, la forza lavoro, la comunità, i consumatori finali, la guida delle imprese. Pensate che comunque, osserva Liturri, che si tratta di una richiesta che, oltre a essere insostenibile, è anche pleonastica, perché già in ottica ESG, vale a dire la prospettiva ambientale, le imprese più importanti già adottano misure per ridurre inquinamento, frodi e sprechi energetici, quindi fa già parte della procedura delle imprese. Vediamo se riusciamo tra poco ad avere allora il primo ospite di Oltre la pagina, Giuseppe Liturri. Credo sia in collegamento Skype, quindi lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto al dottor Liturri. Pronto? Non lo sento. Beh, vediamo. Tra poco. Intanto lo vediamo. È già un passaggio. Poi forse riusciremo anche a sentirlo. Vediamo se ce la facciamo. Allora. Vediamo se può provare a parlare, vediamo se la sentiamo. La sentiamo, io la sento in cuffia, diciamo, molto molto lontana. Vediamo adesso.
Mi dice il tecnico di provare a levarsi le cuffiette e provare a fare senza, perché magari c'è qualche problema. Va meglio ora? Ecco, sì. Perfetto. Direi, ecco, meglio. Allora, intanto benvenuto a Giuseppe Liturri, lo leggiamo sulla Verità, ma anche online su StarMag e su Out. Allora, uno tsunami, questa valanga burocratica, che diciamo, se qualcuno pensa che il peggio della transizione ecologica arriverà con la green card che è dietro l'angolo, in realtà è già arrivata, perché questa legge è stata approvata il 6 settembre, riguarda 4.000 grosse aziende italiane, 36.000 europee, e questo si ripercuoterà sicuramente sulle nostre tasche. Quindi questo lo posso dire anche senza essere un economista. Allora, di cosa si tratta nello specifico, dottor Liturri? A lei la parola. Sì, guardi, quello che sta per arrivare non riguarda solo le 4-5 mila, forse potrebbe essere qualcosa in più, grandi imprese italiane, che poi vi do una notizia, la definizione di grande impresa è già una definizione che si applica a società con 50 milioni, con più di 50 milioni di fatturato e con più di 25 milioni di attivo, quindi non stiamo parlando di giganti, stiamo parlando di quella che nella sostanza sono delle medie imprese, poi giuridicamente superata quella soglia diventano grandi, quindi piccola parentesi per capire chi sono i soggetti investiti. E i soggetti investiti da cosa? Sono investiti da un obbligo di rendicontazione di una serie di fenomeni, tutti legati ad aspetti ambientali, sociali, di governo societario. E fin qui diciamo che nulla di nuovo. Il tema qual è? Che ora questa rendicontazione deve far parte della comunicazione societaria, cioè il bilancio, con tutto quello che ne deriva in termini di responsabilità, e il livello di dettaglio di questa informazione è tale da determinare un impatto sui costi delle società, ma soprattutto sull'organizzazione delle società, un impatto rilevante, significativo. E non ci fermiamo nemmeno qua, perché il delirio, diciamo pure il delirio di coprire tutto da parte della Commissione, si è arrivato ad estendere anche alle aziende che fanno parte della catena del valore delle grandi imprese. Che significa? Quelle che sono situate a monte e a valle, per cui saranno decine di migliaia le imprese italiane investite di questi oneri informativi, perché se tu sei fornitore di un grande catena della distribuzione, che è grande impresa e quindi è costretta a fornire queste informazioni, bene, se tu sei fornitore, il tuo cliente, la catena della grande distribuzione, ti chiederà una serie di informazioni che dovrà inserire nella propria dichiarazione, nel proprio rendiconto di sostenibilità. Ma perché io ritengo che questa è una prevaricazione rispetto anche a diritti costituzionalmente garantiti? E ve lo spiego, perché oggi vi do una notizia. Fino a prova contraria, accertata in giudizio e andata in prescrizione, con sentenza passata in giudicato, tutte le imprese italiane sono sostenibili, perché è la legge che costringe le aziende a non inquinare, a non emettere fumi nell'ambiente, a non scaricare acque reflue, a non sfruttare i lavoratori, a rispettare i diritti delle minoranze, cioè esiste a adottare accorgimenti per prevenire frodi e corruzione. Per cui io mi chiedo, allora che facciamo? Facciamo aziende di serie A e di serie B, cioè le aziende che rispettano la legge e aziende poi che ulteriormente danno conto di come si comportano rispetto a questi aspetti. E allora la mia domanda è fondamentale: si può fare una cosa del genere? Cioè, io che rispetto la legge, perché devo essere costretto a mettere in piedi questa ulteriore forma di comunicazione quando io sono già sostenibile per legge? Perché
Lo ripeto, se così non fosse, ci sarebbero sanzioni penali. Allora, qui dobbiamo dire che il re è nudo, svelando quello che c'è dietro, ma non è nemmeno così nascosto, perché c'è la chiara volontà di far sì che queste informazioni arrivino al sistema bancario, che in base a queste informazioni disciplinerà l'erogazione del credito. E questa è una enormità che va combattuta. Che non è possibile che le banche possano discriminare le aziende in base a parametri, tra l'altro molto aleatori, difficili da misurare, perché gliel'ha chiesto la Commissione e la BCE. Quindi quando qualcuno mi chiede ma a cosa serve questa cosa? Servirà alla tua banca per chiuderti i rubinetti. Ed è, ripeto, in base a criteri estremamente discrezionali. Perché quando la banca ti nega il fido perché non sei un soggetto solvibile dal punto di vista finanziario, almeno ci sono dei criteri che siamo abituati a conoscere e che hanno un senso. Qui andiamo nella discrezionalità più ampia. E quindi questo è un attacco a tutte le imprese italiane ed europee, perché qui ovviamente non è che c'è qualcuno che ce l'ha con l'Italia, diciamolo. C'è qualcuno che ce l'ha con l'industria europea. E quindi fare impresa, io chiedevo il mio articolo in questo modo, fare impresa sta diventando un'impresa. E tutti zitti. Quando qualcuno mi chiede, ma perché tutti zitti? È perché queste cose salgono man mano che ci si avvicina all'esecuzione. La fase esecutiva è una fase che è praticamente già partita. E man mano che i consulenti, gli amministratori delegati sfogliano questo decreto, veramente saltano sulla sedia. Perché si tratta di pretese assurde. Ripeto, con una finalità che vi ho appena illustrato, una finalità che secondo me è anche lesiva della Costituzione. Dove c'è scritto nella Costituzione, l'articolo 47, che l'erogazione del credito debba essere influenzata da queste disposizioni? Io sono anche disposto a credere che tra qualche tempo, quando le banche poi assumeranno una posizione un po' più rigida a questo riguardo, potrebbero sorgere dei contenziosi. Perché qual è il fondamento giuridico e la attendibilità di una valutazione della banca fondata sui criteri di sostenibilità? Guardate che, ripeto, questo è un argomento di enorme importanza, enorme, che affiorerà pian piano, perché siamo ancora alla fase di riscaldamento. Però man mano che si legge quello che c'è scritto, l'allarme non può che essere evidente. E ora abbiamo cominciato a parlarne, ma secondo me questa sarà la prima chiacchierata sull'argomento che poi ci aprirà la strada a tanti altri ragionamenti. Vi porto un ultimo elemento di riflessione. Sorrido perché c'è da sorridere, soprattutto in questi giorni, ma ormai da alcune settimane, nel leggere il Wall Street Journal, il Financial Times, no? La grande stampa finanziaria mondiale, dove ci raccontano che questo tema ESG, cioè i fattori di sostenibilità ambientale, è un tema già abbondantemente archiviato, cioè lo stanno respingendo in modo deciso e non c'entra Trump, che forse probabilmente calcherà la mano su questo aspetto. C'entra già un principio elementare: l'investitore vuole il profitto, ovviamente ottenuto in modo legittimo e lecito, ma non chiede anche all'amministratore delegato di farsi paladino di cause che, ripeto, non sono misurabili. Chiede all'amministratore delegato di ridurre le emissioni perché lo dice la legge, non perché ci sono degli astrusi criteri che ci dicono qual è la soglia limite. La soglia limite è quella della legge. Quindi, oltreoceano, stanno già facendo abbondantemente macchine indietro. Ieri c'era un durissimo editoriale sul Wall Street Journal dove invitava Trump a liberarsi di questa ideologia che è già in corso, perché il denaro ha deciso che
gli investitori hanno deciso, dicendo a BlackRock, dicendo ai grandi fondi, a Vanguard, ieri c'era un altro articolo sul Financial Times, che la misura è colma. Le aziende seguono le leggi, punto. Le patenti di sostenibilità non interessano a nessuno. Questo è un po' il tema che oggi stiamo dando giusto un antipasto rispetto a quello che sarà di enormi dimensioni, perché io sfido una media impresa, quando riceverà la telefonata, e l'ha già ricevuta, dal suo cliente che è una grande impresa, chiedendogli una massa di informazioni che costano, che appesantiscono l'organizzazione aziendale e che dovrebbero servire alle banche per litigare con le banche a questo punto. Per cui Ecco. il senso di, a mio modesto avviso, mi spingo a prevedere che il rifiuto è anche ribellione di chi guida un'impresa, che vede toccata proprio la libertà di impresa, io credo che comincerà a salire, comincerà a farsi sentire. Dottor Liturri, interrompo. Quello che trovo disarmante è che si riconosce un marchio di fabbrica in questo modus operandi. Si vede il lupo che perde il pelo ma non il vizio. Perché leggendo il suo articolo, quando lei poi spiega anche come sia pleonastico, cioè perché sono già i controlli eccetera, di sostenibilità, mi sono ricordato di uno dei primi articoli che avevo fatto per la Padania, sto parlando di 27-28 anni fa, tra il 97 e il 98, quando intervistai il gestore di una gelateria furibondo perché si stava approntando il regolamento HACCP e lui mi spiegava che era una piccola gelateria, faceva gelato buonissimo peraltro questo me lo ricordo, e l'ho pagato, e comunque il gelato non è che me volevo offrirlo, ma mi ha detto no, ci mancherebbe. Adesso, a parte gli scherzi, lui mi spiegava, ma me lo dimostrava, non è che me lo spiegava e basta. Se io devo assolvere a tutti i compiti burocratici che mi chiede l'Unione Europea con la HACCP, io che gestisco, ho un ragazzo che mi dà una mano in laboratorio, devo assumere un ragioniere, una persona solo per espletare il carico burocratico. Solo quella volta non era tutto, diciamo, non era tutto informatizzato come adesso. Mi spiegava, per compilare i moduli che loro mi chiedono, mi obbligherebbero a fare. Sì. Ci risiamo sempre. Lì colpiva i piccoli, lì fulminava i piccoli, adesso colpiamo i grossi, ma il modus operandi, l'impronta, la firma la vedo sempre uguale, nonostante siano passati 27 anni, cioè non hanno imparato nulla, mi viene da dire. Le posso aggiungere che l'impronta è quella, ma la pesantezza è notevolmente aumentata, cioè qui siamo su una scala di invadenza, di pervasività nella vita aziendale, è una scala che nessuno aveva mai sperimentato finora. Cioè veramente sono arrivati a superare probabilmente una linea rossa, perché io mi auguro che in questo paese ci sia ancora una Corte Costituzionale, ci sia ancora una Costituzione, una linea rossa che è stata, a mio modestissimo avviso, è stata superata. Cioè questa massa di informazioni che, ripeto, la cui produzione uno si organizza, costa, burocrazia, forse è il minore dei mali, no, dei problemi. Qui è capire a cosa serve, e questo è ancora peggio, perché c'è la precisa scelta politica di privilegiare gli investimenti e i finanziamenti a favore di aziende sostenibili, dove sostenibile è un aggettivo veramente la cui definizione è pari a quella del sesso degli angeli. Perché, ancora una volta, ripeto, è sostenibile chi rispetta la legge, per cui non stiamo parlando di alcunché di significativo. Voi immaginate il credito vincolato e condizionato a dei criteri che lasciano il tempo che trovano. Questo è veramente un elemento di rottura nel rapporto tra le aziende e il credito, nel rapporto tra le aziende e l'Unione Europea. Cioè, a mio modesto avviso, con questa vicenda abbiamo superato un segno importante e, lo ripeto, la presa di coscienza
è ancora prematura, cioè siamo ancora tutti un po' sperduti, un po' spaesati, un po' disorientati, perché non abbiamo ancora messo le mani praticamente, nessuno ha sperimentato, almeno finora credo, una banca che gli rifiuta il fido perché non ha il rendiconto di sostenibilità o perché non le piace il rendiconto di sostenibilità, ma accadrà. E a quel punto davvero il conflitto esploderà in modo manifesto. Perché Non dobbiamo arrivare a tanto, io mi auguro che anche il mondo della consulenza, che ovviamente ha intravisto una grandissima occasione di business, io credo che si renda conto che poi, io non so se li lasceranno entrare nelle aziende, gli imprenditori arrabbiati. Ecco, questo è il dubbio con cui vorrei terminare questo intervento. Chiudo io, mi permetto un'altra considerazione. Lei riporta anche le dichiarazioni addirittura risalenti ad aprile di Jerome Powell, il direttore il presidente della Fed, no? La banca centrale americana, che dice: noi non siamo non vogliamo e non possiamo essere la polizia del clima. Ecco, sembra questo modus operandi, cioè, l'Unione Europea, Bruxelles, non l'Europa, questa Unione Europea, sinceramente dà ragione a chi dice che sembra che lavorino per ostacolare le imprese europee e i cittadini europei, perché anche le imprese e i cittadini, quando saranno costretti ad acquistare auto verdi e non avranno i soldi, e le imprese, ho ricordato l'HCCP di 27 anni fa, ed è appunto ancora peggio quello che sta succedendo adesso. Io non lo so se sia volontario o se sia frutto di un meccanismo burocratico che vuole essere autoreferenziale. So che però nei fatti, se uno si fa una domanda e dice: se non ci fosse stata, allora l'euro alla fine ha danneggiato il lavoratore italiano per via del cambio, ma la moneta unica credo si possa dire che ha avuto risvolti. Se non ci fosse stata questa Unione Europea, come sarebbe stata la mia vita come cittadino? Migliore o peggiore? Io credo che sarebbe stata migliore, meno burocrazia, probabilmente minor costo della vita, più potere d'acquisto. Diciamo che non voglio arrivare a conclusioni, ma ho il sospetto che sarebbe stata migliore senza Bruxelles, non senza l'Unione Europea, senza Bruxelles, ovviamente. Prego. Chiaro, concludo dicendole solo un aspetto. Siamo oggi ancora nella condizione di dire di no, di far sentire la nostra voce e soprattutto di fronte a questa ennesima importante prevaricazione, per cui è comprensibile così guardarsi indietro e cercare di ragionare su quanti danni abbiamo subito, ma si può sempre andare peggio, per cui oggi dobbiamo guardare avanti e cercare di porre un freno a questa, che, ripeto, un'invasione che non è tollerabile, ecco, non è tollerabile. E sono convinto che tra pochi mesi tutti gli imprenditori italiani saranno convinti di questo. E con queste parole chiudiamo, ringraziamo per la sua disponibilità, lo lasciamo ai suoi impegni. Voglio ricordare ancora Giuseppe Lituri, che possiamo leggere sulla Verità e anche online su Start Mag e su Out. Grazie di tutto e a risentirci a presto. Grazie, buongiorno. Andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti. Abbiamo 2 minuti, linee aperte, se volete. 02 9294 7222 32 finale sono 02 92 94 7222. E c'era quella terribile notizia della ragazzina, un suicidio anomalo a Enna, una città che poi la provincia di Enna, la ritroveremo anche poi con Marino Longoni dopo le 14.85 quando faremo le classifiche, curiosamente agli ultimi posti come qualità della vita e al primo posto invece per turismo e cultura. Arrestati 11 agenti penitenziari di Trapani, 14 sospesi. Ok del CSM alla tutela dei giudici di Bologna sui migranti. Lasciare gli USA dopo la vittoria di Trump, venite in Sardegna. Sito internet in inglese del comune di Ollolai nel Nuorese.
Mattarella ha un dovere: difendere i bambini da guerre e violenze. Traffico di cocaina dall'Olanda, 20 arresti a Ostia. Vediamo velocemente, siamo 13:30, 14 anche tonde, tra qualche minuto qui Parlamento e poi segui la Lega. Via Monte Napoleone supera la Fifth Avenue di New York, è la via dello shopping più cara del mondo. È il Corriere della Sera. Andiamo a fare un po' di compere allora in via Monte Napoleone. Vabbè. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È un omaggio ad Angela Finocchiaro, l'avete sentita in questo storico brano, credo fosse il 1992, canzone che sarebbe impossibile, perché poi a un certo punto parla del saldatore in faccia alla fidanzata, Bisio che aveva cominciato la sua carriera professionale come operaio, evocando un gesto di violenza, potete immaginarvi oggi si scatenerebbe l'inferno, no, anche se Bisio è di sinistra. E andiamo oltre, perché adesso invece è arrivato il momento di Qui Parlamento e attenzione perché c'è un argomento, sono sempre interessanti, sono sempre testimonianze che arrivano da Montecitorio, grazie in questo caso come sempre a Lorenzo il Magnifico, sulla torre di comando e regia tecnica che ci procura questo documento che arriva da Montecitorio, perché Alberto Stefani della Lega ci parlerà della proposta di legge per i reati contro gli animali. È un tema sulla quale credo che la sensibilità sia trasversale, senza fanatismi, però se si parla di amore per gli animali sicuramente il sentimento è diffuso e trasversale e coloro che commettono violenze e brutalità sugli animali penso siano comunemente visti come degli individui spregevoli e disgustosi. Come sempre chi usa violenza, ma l'animale ci dà un'idea, ci dà l'idea dell'essere indifeso, no? L'uomo, la violenza sull'uomo in qualche modo fa parte probabilmente fa parte anche della natura umana, anzi fa parte della natura umana, è intollerabile, ma in qualche modo ci sono delle dinamiche conflittuali che ti danno una prospettiva un po' diversa. Picchiare un animale è come picchiare un innocente, come picchiare un bambino, e anche di più, perché poi l'animale è lì che dipende da te. Tante volte i cani ti vogliono bene, anche i gatti a modo loro, e poi se qualcuno li maltratta in certe maniere, senti un moto proprio di repulsa molto forte. E quindi vediamo qual è la proposta di legge che ci descrive Alberto Stefani della Lega. Qui Parlamento. Presidente, gentile Ministro, onorevoli colleghi, voglio vedere la parte costruttiva di questa votazione, della votazione di questa mozione, perché ci permette di smontare una a una le strumentalizzazioni che abbiamo sentito da mesi su questa riforma, le strumentalizzazioni che ancora oggi sentiamo e che si sono verificate anche negli interventi che mi hanno preceduto. La prima, quella per cui questa riforma sarebbe stata smantellata dalla Corte Costituzionale, come se la Corte avesse accolto la questione di incostituzionalità generale. Io voglio leggervi, visto che nessuno l'ha fatto finora in quest'Aula, cosa ha detto l'ufficio comunicazione della Corte Costituzionale, quello che l'onorevole Conte prima sventolava in aula, e dice questo: la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità della legge 86 del 2024. Lo rileggo: la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità della legge 86 del 2024. E questo perché, colleghi? Questa riforma attua la Costituzione, attua un preciso articolo della Costituzione, l'articolo 116, comma terzo, che deriva da una riforma costituzionale che non ha fatto il centrodestra, ma che ha fatto il centrosinistra, ed è la riforma 3 del 2001, e quel 18 ottobre al governo c'era il centrosinistra. E quando si parla negli interventi che mi hanno preceduto di materie trasferibili che non dovrebbero essere trasferibili, quelle materie sono le materie contenute nell'articolo 117, comma terzo, le materie concorrenti che avete scritto voi. Questo dice la Costituzione. È troppo comodo non ricordarselo. E allora io credo che quando si facciano certe dichiarazioni, soprattutto da esponenti di centrosinistra, il centrosinistra offenda la sua storia politica, perché quella riforma l'ha approvata il centrosinistra, e tacendo del Movimento 5 Stelle, che quando era al governo con noi invece l'autonomia la voleva e voleva continuare il percorso anche senza legge quadro, direttamente col negoziato con le regioni. Io sono veneto, Presidente, lo ricordo molto bene.
La seconda strumentalizzazione: questa legge pregiudica lo spirito repubblicano, pregiudica l'unità nazionale, l'indivisibilità della Repubblica. Qualcuno ha addirittura detto negli interventi che mi hanno preceduto che sarebbe una riforma nata nelle osterie del Nord. Io vorrei ricordare a chi mi ha preceduto che forse la sua presunzione non gli permette di ricordare cosa dice l'articolo 5 della Costituzione, uno dei principi fondamentali della Costituzione, che non potrebbe nemmeno essere oggetto di revisione costituzionale, proprio perché è un principio fondamentale e dice che l'Italia è sì una indivisibile, ma subito dopo riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento politico-amministrativo, adegua i principi e metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento e non usa parole a caso quando dice riconosce le autonomie locali come qualcosa che viene anche prima della Repubblica, qualcosa che la Repubblica deve assolutamente riconoscere e promuovere come un'entità a sé stante. Questo ci dice la nostra Carta Costituzionale. Troppo comodo sventolarla, bisogna usare del tempo anche per studiarla e anche per approfondirla. Alcide De Gasperi, che il 23 luglio del 44 diceva che per fondare la Repubblica occorre partire dal principio dell'autonomia. Diceva la base deve essere il comune, deve essere la regione. Gonnella, che nel congresso di Berna del 46 diceva che la regione deve essere un ente autonomo, nonché mezzo di decentramento dell'amministrazione statale, che i rapporti tra regione e Stato devono essere informati dal criterio di favorire il massimo grado di autonomia locale. Prima ho sentito parlare anche di basi del diritto europeo, per cui questa legge contrasterebbe le basi del diritto europeo. Vorrei ricordarvi cosa dice la Carta Europea delle Autonomie Locali del 1985, una delle carte più importanti per quanto riguarda il regionalismo territoriale. L'esistenza di enti locali investiti di responsabilità effettive di enti territoriali consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino. Questo ci dicono le basi del diritto europeo, che forse la supponenza e il pregiudizio di qualcuno ha dimenticato. La terza strumentalizzazione: la riforma creerà divari tra nord e sud. Bene, io vorrei ricordare che questi divari si sono verificati in un regime di centralismo, perché l'autonomia non è ancora entrata in vigore nel suo effettivo esercizio, e quindi se questi divari si sono verificati in un regime di centralismo che noi abbiamo il dovere di superare in quest'Aula. E il regionalismo dovrebbe unire destra e sinistra, non dividere come voi state cercando di fare in questo momento. Questa riforma, altra strumentalizzazione, calpesta i diritti dei cittadini, frammenta i diritti dei cittadini. Noi potevamo procedere con le intese, così come voleva fare anche il governo giallo-verde all'inizio della sua esperienza politica, all'inizio della sua esperienza governativa. Abbiamo invece scelto responsabilmente di chiedere la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, uno standard sotto il quale lo Stato non potrà andare da nord a sud, e dobbiamo ringraziare, io ringrazio a nome del gruppo parlamentare della Lega i tecnici e gli esperti del comitato LEP che hanno effettuato un lavoro prezioso senza entrare nella politica, un lavoro prezioso che sarà utile a questo governo e ai governi successivi, che sarà utile a tutte le regioni, che sarà utile anche a ottenere quel risultato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci ha chiesto di ottenere entro il primo trimestre del 2026, la riforma del quadro fiscale subnazionale e la determinazione dei LEP. Questo ci dice il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che qualcuno forse ha festeggiato e dimenticato. E allora, ultima strumentalizzazione, quella per cui l'autonomia, l'accelerazione sull'autonomia pregiudicherebbe le regioni che non hanno chiesto l'autonomia. Forse qualcuno non ha letto la legge che afferma che il trasferimento nelle materie LEP può avvenire soltanto dopo che vengono determinati i LEP con una clausola di invarianza finanziaria per le regioni che non hanno chiesto l'autonomia. Questo è quello che è scritto nella legge. Allora, colleghi, noi abbiamo una colpa.
abbiamo una colpa, quella di attuare la Costituzione, abbiamo la colpa di attuare il principio di preesistenza delle autonomie locali sancito nell'articolo 5, uno dei principi fondamentali, abbiamo la colpa di attuare l'articolo 117, peraltro così come è stato scritto da una maggioranza di centrosinistra nel 2001, abbiamo la colpa di attuare il principio di sussidiarietà verticale che ci dice che più si avvicina l'amministrazione al cittadino, migliore sarà l'efficienza dell'esercizio di quell'azione politica. Ma noi questa colpa intendiamo assumercela fino in fondo, perché ne va del destino del nostro paese. E allora, a chi chiede con questa mozione di sospendere il lavoro dell'autonomia, di sospendere questo processo importantissimo per il nostro paese, noi dobbiamo rispondere accelerando nella direzione dei territori, nella direzione dell'autonomia, nella direzione delle regioni, nella direzione dell'identità, nella direzione del buon governo, perché stiamo superando decenni di inefficienze e di mancate decisioni sul punto che è ora di assumere. Colleghi, Ministro, il futuro non lo scrive chi chiede di sospendere delle riforme istituzionali così importanti. Il futuro non lo scrive chi cerca di rallentare una riforma di questo tipo. Il futuro lo scrive chi ha il coraggio di assumere delle decisioni e di affrontare le sfide che questo Paese ha la necessità di affrontare. Grazie colleghi, grazie Ministro. Evviva l'autonomia ed evviva l'identità dei territori. Grazie. Qui Parlamento.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ammesso anche dalla sintassi, o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, Legaonline, tutto attaccato. E adesso vi racconto quello che si può fare su questo sito. Intanto contribuire alla causa con una semplice firma, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu. Difendere i confini non è un reato, questo è un po' il claim. Voi potete anche leggere l'Istanbook, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. E qui il processo Open Arms, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, neanche per uno stupratore, ancora un po'. A proposito, si vede che qualcuno ci seguisse, perché periodicamente durante queste trasmissioni ricordavo che volevo sapere, io mi informavo, volevo sapere che fine aveva fatto il processo a Ciro Grillo, che risale a un fatto accaduto 5 anni e mezzo fa. Ebbene, diciamo, sta andando avanti con i lavori, sono stati riaperti i lavori, chiamiamoli così, di questo processo. No, perché sono 5 anni e mezzo che o un giovane viene ingiustamente accusato di un reato orrendo, oppure una ragazza che ha subito un reato orrendo è in attesa di giustizia. Mi sembra che questo non deponga a favore della trasparenza e dell'operatività e dell'efficienza della magistratura italiana, visto che si accompagna a tante statistiche che in questo senso vanno in direzione molto negativa nei confronti delle toghe italiane. Adesso per formalità dovrei dire, spiace dirlo, no, non mi dispiace dirlo, è così e basta. Dicevo, un'altra cosa, qui perdonateci, è stato comunque molto interessante l'intervento di Alberto Stefani, perché si parlava di autonomia, non c'era una dicitura sbagliata, quindi sono stato indotto all'errore, non parla della proposta di legge contro le violenze sugli animali. Magari vedremo di saperne di più in questo senso, perché ci interessa e coinvolge un po' tutti noi, però allo stesso modo direi che l'autonomia, e avete sentito quanti argomenti ha portato Alberto Stefani, molti erano rivolti a chi aveva parlato prima di lui, Giuseppe Conte, che con il suo governo giallo-verde, poi è diventato giallo-rosso, ma quando era giallo-verde l'autonomia l'appoggiava e poi appunto l'articolo 116,3 non è stato toccato dalla sentenza della consulta. Ne abbiamo parlato lunedì, e col professor Mangiameli, e ne parleremo domani. Torniamo a parlare domani con Fabio Angelini, che è ordinario di diritto alla LUIS, mi sembra. Comunque anche lui è un addetto ai lavori, come li chiamo io. Parleremo non torniamo più tanto sulla sentenza, quanto possa essere l'opportunità di stabilire un principio di sussidiario che è previsto, insomma, in ogni forma di federalismo e di autonomia, e stabilirlo in modo molto netto, solido, reale. Domani lo scoprirete ascoltando. Andiamo avanti adesso con Segui la Lega, scusate, mi ero perduto. Andiamo avanti con il calendario delle feste della Lega, appuntamento per staccare un po' la spina, no? Anche se poi la festa della Lega necessariamente si parla di politica, eccetera,
ma è un momento conviviale per stare assieme piacevolmente con un piatto e un bicchiere, io dico di vino, ma se siete stemmi va bene stesso. Poi iscrivervi alla Lega, anche qui lo potete fare tramite questo sito, è facile, semplice, è una procedura davvero automatica, molto intuitiva. Si versano 10 euro e pensate che lo si può fare tramite PayPal e PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi fornite i dati richiesti, il codice fiscale, e quindi vi verrà recapitata alla magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane mi permetto di raccomandare ampi, profondi, calorosi, insinuanti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Andiamo poi con il momento di coscienza civica, autodeterminazione civica, io lo chiamo così. Il 2 per 1000 sono soldi che noi non abbiamo in tasca, sarebbero soldi nostri, ma se li tiene lo Stato e non ci tornano più indietro quei soldi lì. Però almeno abbiamo la chance di indicare allo Stato come spenderli quei soldi nostri. Il 2 per 1000, questo è un redazionale della Lega e noi con grande lietezza dei cuori vi diamo l'indicazione per aiutare il movimento del partito di Matteo Salvini. Quindi il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla, è molto facile, molto semplice. D come Domodossola. E poi 4, lì potete scegliere i 4 cavalieri dell'Apocalisse, 4 il voto che in molti di noi prendevano in matematica al liceo, 4 i fantastici della Marvel, 4 le stagioni, 4 la pizza, 4 stagioni, che è sempre molto buona da mangiare, sempre una prelibatezza di cui cibarsi. 3 invece, come sempre, il numero perfetto, D43 nella tua dichiarazione dei redditi, D43 nel 2 per 1000. E andiamo poi a chiudere con le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, loro gli esponenti politici. Andiamo a partire da oggi, che è sempre un 20 di novembre. Gianluca Cantalamessa, senatore, a Isoradio domani alle ore 19. Gianluca Cantalamessa lo avremo anche domani per qui Parlamento alle 14.05. Sempre domani, ma in prima serata alle 21 al TG2. Rai 2 ovviamente, con il presidente dei parlamentari leghisti Montecitorio, Riccardo Molinari. E no, chiedo scusa, oggi, così come oggi ho commesso un errore, penso mercoledì, giovedì, allora dislessia da calendario. Oggi Gianluca Cantalamessa alle 19 Isoradio, il senatore Cantalamessa, oggi, e sempre oggi, questa sera in prima serata TG2 Rai 2 con il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari. Domani invece, in ora presta, quasi antelucana per chi vi parla, Claudio Borghi a Restart, Rai 3, Restart. E dopodomani alle 8.30, nel cuore della notte, perché vi parla, viene da dire, l'ex sindaca di Monfalcone, europarlamentare Anna Cisint a 7 Gold, ore 8.30 di venerdì. Sabato 22 novembre, è bellissimo, proprio nel cuore della notte, sì, è alle 7, praticamente dopo cena, alle 7 di mattina, alle 7 del mattino, con Nicola Ottaviani, Rai 2. E questo è l'ultimo appuntamento. Siamo anche arrivati alle 14.30, ci fermiamo 5 minuti, poi con
il nostro prossimo ospite Marino Longoni per questa panoramica di Italia Oggi 7 sulle 107 province italiane e le classifiche sulla qualità della vita. A tra poco. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono un numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. E allora, come vi ho preannunciato, parliamo di questa che è la 26esima analisi sulla qualità della vita delle 107 province italiane svolta da Italia Oggi 7, quindi direi ormai un appuntamento storico. Vi ho anche detto si avvale di 9 sfere di analisi, poi 15 sottodimensioni, 93 indicatori di base, quindi un lavoro enorme. Italia Oggi 7 lo trovate fino a lunedì in edicola, anche online naturalmente, e lì
noi parleremo qualità della vita, poi io avevo detto sicurezza, turismo, eccetera, ma ci sono proprio tanti ambiti, 9, ve l'ho detto, e lì potete vedere la vostra provincia dove è collocata, perché non sono poi tutte, vi ho detto, il caso di Enna mi ha colpito, 81esima nella classifica, no scusate, Isernia, 80esima nella classifica generale, e invece è prima per la classifica sulla salute. Intanto comunque Milano, ve l'ho già detto, è la città, la provincia dove più alta è la qualità della vita. Allora, ce ne parla Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Marino, grazie per essere qui con noi e bentornato ai nostri microfoni. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora, posso dirti, Marino, ci sono tante cose da cui parlare. Volevo partire dall'analisi che hai fatto sulla crescita dopo il Covid delle città metropolitane. Hai parlato del fatto che contribuisce al PIL, anche i servizi contribuiscono quindi a questa crescita, e ti faccio una domanda allora. Visto che noi sappiamo che nelle grandi città, chi vive a Milano lo sa, la vita è molto più cara. Stiamo andando incontro a diciamo delle città sempre più care, destinate sempre di più a coloro che hanno i soldi, e delle periferie un po' da basso impero, da servi della gleba, un po' da situazione quasi medievaleggiante, nel senso deleterio del termine. Perché questo è un aspetto che sinceramente non viene mai trattato quando si parla di tante problematiche, e invece lo dimostrano queste classifiche, avanzano le città metropolitane, soprattutto dopo il Covid, e questo è un dato che deve far riflettere assolutamente. Volevo partire da qui, poi a 360 gradi ci sono tantissime cose da dire. Prego. La tua considerazione mi sembra un po' eccessiva, perché se è vero che dopo il Covid le grandi città metropolitane del centro-nord, non quelle del sud, hanno dimostrato una capacità di resilienza maggiore, nel senso che si sono adattate più velocemente alla nuova situazione e hanno trovato il modo per venirne fuori, anche da un punto di vista economico, sviluppando alcuni settori come per esempio il turismo, eccetera. Però è anche vero il contrario, nel senso che prima del Covid c'era una tendenza che è durata diversi anni, per cui le migliori posizioni nella classifica sulla qualità della vita erano appannaggio quasi esclusivo delle piccole città, soprattutto quelle del centro del nord-est, però a scendere poi su tutta la dorsale adriatica, eccetera, Milano, Roma, eccetera, erano piuttosto in basso, per molti anni sono rimaste a metà classifica. Quindi c'è stata questa tendenza verso la crescita delle piccole città, e si diceva perché offrono un ambiente di vita più umano, migliori relazioni interpersonali, però poi invece c'è stato questo fenomeno che ha stupito molto, no, anche noi, che ha visto emergere un po' queste megalopoli, queste metropoli, città metropolitane, però quelle del centro-nord, al sud questo fenomeno non è stato registrato. Ecco, e poi viene ribadito un trend, la differenza tra nord e sud. Nelle prime 10 posizioni ci sono 9 province del nord, e la prima a non essere del nord, al nono posto, è Firenze, quindi del centro. Sì, questo è una costante in questo tipo di indagine, confermata anche quest'anno, e proprio oggi, su Italia Oggi, in prima pagina, c'è un piccolo trafiletto che risponde a una domanda che è emersa un po' tra le righe di questi giorni, nell'ampio dibattito che è stato provocato dalla pubblicazione di questi dati. E cioè, ma se al sud si sta così male, perché i suicidi al sud non sono più numerosi rispetto a quelli del nord, oppure i disagi mentali non sono più superiori? Perché alla fine al sud stanno bene anche loro, cioè da un punto di vista individuale? E la risposta potrebbe essere questa: questo tipo di indagine prende in esame dati oggettivi, non può censire quegli elementi che influiscono certamente sulla nostra condizione di benessere, di felicità o meno. Faccio degli esempi stupidi, cioè se vado d'accordo con mio marito o con mia moglie, sicuramente sarò più contento e più felice che se non ci vado d'accordo. Se ho la possibilità di passare delle belle serate con degli amici,
sicuramente sarò più contento che se posso campare tutti i giorni una passeggiata in riva al mare, sicuramente ma tutti questi dati qua in realtà non possono entrare in questo tipo di classifiche, perché questo tipo di classifiche hanno come caratteristica proprio quella di definire, di rilevare alcuni dati oggettivi. Questi sono dati soggettivi, anche perché a me può piacere la passeggiata in riva al mare, a te può piacere la passeggiata in montagna, quindi non è la stessa cosa. Ma purtroppo, allora, Marino, ci sono anche altri dati che non c'entrano questa classifica, che purtroppo sta aumentando sempre di più l'immigrazione interna dal sud al nord. È tutto vero quello che dici, ma è assoluta. Per carità, anche Ted Kennedy diceva che il PIL misura tutto quello che non serve alla felicità, però è assolutamente la fotografia di quello che è un sistema. Esatto. Questo rileva e ha l'obiettivo di stimolare gli amministratori locali a migliorare le infrastrutture sociali che rendono più agevole la vita delle persone. Non bisogna confonderlo però con il dato relativo alla felicità o infelicità o al benessere personale, eccetera. Probabilmente però al sud danno più importanza a questi secondi aspetti di tipo psicologico, di tipo non oggettivo, che non al nord. È anche vero che probabilmente i loro amministratori sono meno capaci, perché è inutile che andiamo avanti a menarlo. Sono secoli che si parla di verità del mezzogiorno e siamo ancora sempre al punto di partenza. Tanto evidentemente... anche qui, direttore, perdonami, proprio quello che hai appena detto, alla fine ho visto, sai, qui noi siamo di una certa parte, quindi per esempio Sala noi lo critichiamo qui, però Milano è la città, è la provincia, per carità, cioè è collegato comunque, Milano è una città metropolitana, quindi qualità della vita della provincia è legata intrinsecamente alla città, cioè è trasversale la guida politica. Le prime 10 città hanno amministrazioni di destra, sinistra, e sembra quasi che le città, bene o male, si amministrino da sole e che chiaramente i sindaci, eccetera, abbiano l'aspetto migliore dei sindaci e di lasciare che la città vada verso la miglior direzione, che poi è un principio di sussidiarietà assolutamente fondamentale. Quindi sono fondamentali i sindaci che non ostacolano la crescita di una città, perché stavo dicendo una cosa che sembrava opposto, però che siano di destra o di sinistra, alla fine al nord i sindaci, le amministrazioni vanno in quella direzione lì. Sì, in effetti proprio lunedì abbiamo fatto un dibattito su questi temi con la presenza dei sindaci che sono meglio qualificati in tutte le varie dimensioni d'analisi, e dal dibattito è emerso che anche tra di loro, discutevano tra di loro, il fatto che uno sia il sindaco di Monza con il sindaco di Milano erano come se parlavano come se fossero due cugini, cioè non è che gli interessava molto di più il tema concreto, la metropolitana, parte non parte, arriva a Monza, non arriva, che non tu sei di sinistra e io sono di destra. Effettivamente a livello locale conta di più intanto la buona fede e la capacità amministrativa del sindaco, e poi il sistema che gli sta sotto, perché non è che il sindaco da solo può fare granché. Se il sistema amministrativo che lo supporta è un sistema sano, orientato al benessere della collettività e non alla corruzione o al servizio di interessi che sono diversi, che sono di parte, allora le cose potrebbero anche funzionare un po' meglio. Ma poi a rafforzare quello che si diceva prima, dalle ultime 26 posizioni, d'82 a 107 sono occupate da province del sud. Osservavo che ci sono le grandi città, Milano, Torino, Roma, Genova, 43, Bari, Napoli, Palermo. Osservavo che ci sono degli aspetti comunque, che per esempio Milano, che è la prima città, è però penultima, 106esimo posto per quanto riguarda reati e sicurezza. Enna, 97esima in classifica generale, e prima per quanto riguarda intrattenimento, turismo e cultura. 10 posti per reati e sicurezza, le 10 città più sicure sono, mi sembra, sono 6 del sud, una del centro e 3 del nord, e le ultime 10 sono
credo 6 del settentrione, 3 del centro e una del sud. Cioè, allora, era quello un po', alla fine si accompagna a quello che dicevi prima riguardo la prima pagina di Italia Oggi di odierno. Cioè, ci sono dei parametri, questo è la sintesi, la qualità della vita complessiva, per esempio sulla sicurezza. Milano prima, ma penultima per la sicurezza. Sì, questa è anche questa è una caratteristica di questo tipo di analisi. Sempre nelle nostre analisi emerge che per quanto riguarda la dimensione sicurezza, le grandi città, e soprattutto quelle del nord, centro-nord, finiscono agli ultimi posti, soprattutto le grandi. In genere Milano e Rimini sono le posizioni nelle ultime 2, 3, 4 posizioni. Invece le città più piccole, soprattutto quelle del sud, sono quelle che si posizionano meglio. Questa è proprio una caratteristica che emerge da queste analisi. Però poi alla fine che fanno premio sono altre dimensioni, gli affari, il lavoro, il turismo anche, le condizioni delle infrastrutture, l'ambiente, eccetera, eccetera. E lì emergono la capacità degli amministratori o comunque del tessuto sociale di organizzarsi in modo migliore. Qui ci si potrebbe, mi addentro, potrebbe centrare anche il fattore immigrazione, che è molto più spiccato al nord rispetto al sud, e di conseguenza l'immigrazione è un fattore comunque positivo, ma ci sono delle sacche di persone che vengono un po' abbandonate a se stesse. Vedevo anche ultimi fatti, c'erano questi ragazzi immigrati che commettevano reati, li hanno tenuti 2 anni in un centro di accoglimento e poi li hanno mollati per strada. Non è così, è chiaro. Se mollano per strada a me, alla mia età ormai no, perché sono inabile, ma se mi mollano per strada finisco anch'io per commettere reati. Cioè, non voglio fare il meccanismo, non voglio portare il meccanismo automatico immigrato uguale reato, però se c'è tanta immigrazione e non viene gestita come si deve, è più facile che accadano atti criminali. Tra l'altro un luogo comune, la sanità, la salute, il primo posto è Isernia, che è 80° nella classifica generale. Allora, Tra le prime 10 questa... come sanità, 5 sono del sud, 2 del centro e 3 del settentrione. Anche questo... Allora, anche questo è un dato che stupisce molti. Ne ho parlato a lungo con l'autore della ricerca, il professor Poggi, e ho detto: ma non è possibile che ai primi posti finiscono sempre città del sud per quanto riguarda la dimensione salute? Perché tutti sappiamo che quelli del sud, quando hanno qualcosa di serio in materia di salute, vengono a farsi curare a Roma, Bologna e Milano, cioè non è che ci vuole tanto capirlo. Quindi com'è possibile che invece nella dimensione salute vince il sud? E lui mi ha spiegato che qui funziona così. Non è che la dimensione salute ti dice dove sei curato meglio, ti dice il numero di alcune particolari strumentazioni disponibili in rapporto al numero degli abitanti. Quindi, per esempio, il numero di posti letto in ospedale per numero di abitanti, diviso il numero di abitanti, il numero di TAC disponibili diviso per il numero di abitanti. Quindi sono dati oggettivi. Che poi la TAC che c'è a Isernia funzioni 3 giorni alla settimana e la TAC che c'è allo IEU di Milano funziona 6 giorni alla settimana, questo la ricerca non te lo dice, e magari fa anche la differenza, perché le liste d'attesa sono più corte a Milano che a Isernia. Però il dato oggettivo è che posti letto e determinate strumentazioni in rapporto al numero di abitanti al sud sono messi abbastanza bene. Ti chiedo, Marino, ti porto via ancora un po' di minuti. Mi sembra anche, aspetta, questo è un flash mio e non vorrei, perché ho studiato un po' le tabelle. L'impressione, però qui non ho fatto in tempo ad analizzare le posizioni, che comunque ci sia un centro che va più verso il nord che verso il sud. Sì, in molte dimensioni mi sembra che sia così. Forse perché è Roma che spinge. Roma ha dei vantaggi che altre città non hanno, in termini di risorse che riesce ad acquisire, a reperire, a spendere, in termini di turismo, che significa poi crescere il PIL, in termini di relazioni con la politica, che vuol dire poi magari avere alcune facilitazioni, e questo spinge un po' tutto il territorio del Lazio. In realtà va bene anche la fascia adriatica del centro, è messa abbastanza bene, e ci sono
città che hanno fatto in quest'anno diversi balzi in avanti, per esempio Ravenna, per esempio Gorizia è un po' più su, per esempio Macerata, Pescara, Bari, sono città che nella classifica di quest'anno hanno guadagnato più di 10 posizioni rispetto all'anno scorso. E prima di lasciarti, io volevo anche, perché poi alla fine non andiamo tanto lontano, riprendere il tuo editoriale di oggi, quello su Italia Oggi, giornale di cui tu sei condirettore. In 17 anni ben più 170% di spesa assistenziale. Allora, il mantra di questi ultimi anni è che la spesa sanitaria è stata tagliata, che è anche vero nei numeri, mi sembra, nel rapporto col PIL, eccetera, però questi dati ci dicono altre realtà. E quella parola alla quale a me viene da indovinare, un po' ci conosciamo Marino, quella parola che te, da buon lombardo peraltro, da persona dritta, urta i nervi, sprechi, perché 17 anni più 170% di spesa assistenziale, io sento un po' puzza di spreco. Vabbè, tieni conto che c'è stato il fenomeno Covid che a tutto il mondo ha fatto la spesa assistenziale, quindi penso che gran parte è dovuta a quello. Poi dopo, quando si prende l'abitudine a spendere in questa direzione, si va avanti anche se magari le esigenze sono meno ridotte. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, sarà anche vero, come dice la sinistra, che in rapporto alla crescita dell'inflazione la crescita delle risorse stanziate per la sanità è minore rispetto agli anni passati. Non lo so se è vero o se non è vero. La destra dice il contrario, la sinistra insiste su questo punto. Però, in esperienza personale, sono uscito 2 giorni fa all'ospedale di Milano, e sono rimasto allibito rispetto al sistema di cura come è migliorato rispetto agli ultimi anni. Allora, non so, sono fortunato io, ero ricoverato col sistema sanitario nazionale, quindi senza nessun privilegio di niente, e veramente, devo dire, mi sembrava di essere in un albergo 4 stelle. E se mi dicessero cosa non ti è piaciuto, ti direi no, non lo so, ma addirittura la gentilezza delle persone che erano lì, che ti aiutavano, che lavoravano lì, da quello che faceva le pulizie all'infermiere, al medico, sembra che avessero fatto tutti un corso intensivo di gentilezza verso il paziente, tutti che sorridevano, addirittura poco fa mi ha chiamato l'infermiera dell'ospedale per dirmi se va tutto bene, se ci sono avuti problemi, se la ripresa procede in modo soddisfacente. Io non ho mai visto una roba simile. Sono fortunato, non lo metto in dubbio. Però, va bene. Anch'io purtroppo da un po' di tempo frequento per motivi di salute ambienti ospedalieri, e qui in Lombardia sinceramente c'è una qualità complessiva anche delle strutture, devo dire, per quello che ho trovato io, per quello che vedevo dalle mie parti, poi si sta parlando di anni fa. Poi solo per chiudere ti riporto questo, visto che sei entrato in argomento. Un po' di anni fa intervistai contemporaneamente un sindacalista della CGIL che rappresentava gli infermieri e non proprio un sindacalista dei medici, area leghista, quindi centrodestra, ed entrambi si parlava della sanità lombarda e dei problemi che ci sono. Entrambi convennero sul fatto, quando io chiesi, ma allora possiamo dire che la qualità della offerta sanitaria lombarda si basa prevalentemente sulla preparazione, sulla disponibilità e sulla buona volontà dei medici e del personale ospedaliero. Entrambe, uno di sinistra e uno di destra, mi dissero entrambi sì, è vero. E questo però non è un buon motivo per approfittarsene, ecco, vorrei dire a chi comanda, perché non è che possiamo prendere queste persone e strizzarle fino agli... Ma ti dico un altro esempio concreto. Quando sono uscito mi hanno dato un sacchetto con dentro i farmaci che avrei dovuto prendere nei giorni successivi.
Una volta uscivi, ti davano la ricetta, al massimo andavi in farmacia, te li compravi e prendevi i farmaci. No, ti hanno dato le scatole con dentro i farmaci. Io questo non l'avevo mai visto. È un segno di gentilezza, è un segno di attenzione all'ammalato, che non deve nemmeno andare in farmacia a comprarsi la scatoletta, se la trova già pronta. Non si può pretendere di più, cioè, sinceramente. E questo è un bel insegnamento, Marino, perché le cose bisogna vederle in modo completo, non secondo il bias cognitivo vedere solo quello che ci fa comodo. Perché io a Pordenone nell'86 mi ero sfasciato il naso, sono stato in ospedale 2 interventi, eccetera, e mi hanno dato un sacchetto dove c'era scritto arrangiati e fuori dalle balle. Ecco. Insomma, anche a me non era mai successo le altre volte. Questa volta sono rimasto allibito perché dico anche questa. Grazie. Allora, direttore, grazie davvero, a risentirci a presto, e grazie a Marino Longoni. Mi raccomando, Italia Oggi la trovate fino a lunedì e lì trovate la vostra provincia, ci sono 9, se non sbaglio 9 grafici che praticamente registrano tutti gli ambiti possibili. Grazie ancora a Marino Longoni. Ok, ciao, arrivederci a tutti. Ecco, andiamo verso le conclusioni, andiamo a vedere degli aggiornamenti. Allora, questo è una segnalazione: sparatorie in superstrada durante un inseguimento dopo una rapina in banca, gravissimo un uomo. Questo è il Messaggero, però non riesco a capire. No, superstrada Lecco Lago di Como, un ascoltatore che ci ha girato questa novità. Caro Pellegrin, Luciana da Muzzò, Giuseppi, intendesi Conte ovviamente, quando subodorava di ottenere consensi grazie alle proposte della Lega, le appoggiate per poi, unitosi ai sinistri, disconoscerli. Onestà intellettuale pari a 0. E vediamo, insomma, quello che dice Luciana è sostenuto anche di chi non è proprio di certi giornalisti di destra. Roncone, per esempio, scrive le peggio cose. Roncone, che è di sinistra e che bastona i leghisti, però quando parla dei 5 Stelle e di Conte, proprio come dice Luciana. Solo una cosa ti contesto, perché non vorrei che si fraintendesse. Luciana mi dice caro. No, non sono caro, io vengo via con poco. Luciana, guarda, tranquilla, io vengo via con poco, sono un affarone, un'occasione. Quindi, guarda, non vengo via un tanto al chilo perché sarebbe un disastro. Quindi io vengo via, non sono caro, vengo via veramente con un niente. Permettimi la battuta. Grazie Luciana. Ovviamente non possiamo che condividere, perché poi abbiamo visto anche sul caso della Open Arms, eccetera, le amnesie di Toninelli. Vabbè, se comincio a parlare non finisco più. Il nuovo codice della strada è legge, arriva la super stretta. Ai, qua bisognerà parlarne. Allora, chiudono le ambasciate a Kiev, possibile attacco significativo. Torture nel carcere di Trapani, Monte Napoleone, la via del lusso. Allora, vediamo l'apertura. Il nuovo codice della strada, multe, targa ai monopattini, 0 alcol per neopatentati e con tutte le norme. Questo lo trovate sul Corriere. Grazie al grande Lorenzo il Magnifico sulla torre di comando e regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà oltre la pagina. Avete ascoltato Oltre la pagina. Stai ascoltando Radio Libertà,